Nicola, grande presentatrice, attrice cinematografica, ma chi ti sa? Chi ti conosce? Affaricà. Basta! È il momento di fare la rivoluzione, quella giusta, partiamo da qui, da Roma, dopo lo spettacolo andiamo a Montecitorio a fare una grande manifestazione e se anche i carabinieri ci caricano con i manganelli noi saremo sempre lì a dire basta perché siamo stufi, ci potranno anche buttare le bombe lacrimogene, ma noi saremo lì a dire che ci viene fuori! Stasera dopo lo spettacolo non torna a casa. O casomai torno a fare evoluzione, ma non accordando male G. Ma casomai mandano la mail, ma come ne fa? L'aiuto di Roma non lo vogliamo proprio. Ma boss, che vuol dire boss? Perché dici sempre che cazzo lo dici? Non ti capisco! Metti i sottotitoli! A Puretto non la posso vedere perché è brutto, non la posso vedere. Buonasera, è stato buono. Noi napoletani siamo una cosa a parte. Se i marziani attaccassero il pianeta, su tutto il pianeta ci sarebbe il terrore. A Napoli, i marziani, dopo un quarto d'ora la prima cosa scompare astronauta. Immagini il marziano che chiama a casa. Amore, mandami soldi, stanno fatta astronauta. Non ci abbatte niente, neanche il terremoto, il 29 per un terremoto. I napoletani sono scesi quest'anno, ma quando rubano tu. Ma morire, ma che ce ne fa? Abbiamo un tempo diverso, vai! È bene e del male, il tempo milanese è troppo veloce, è troppo tac veloce, tac, pensano solo al lavoro, tac, a Napoli per farti una tacca, aspetta 6 mesi. Però abbiamo la carnalità, quando due da napoletani si danno il buongiorno, è poesia. Ori, buongiorno, come sta? Da posto, mujer sta bene, i bambini stanno bene, ma guarda che ci organizziamo con la pizza. Non dire la macchina, non hai pigliare, ma vuol dire quei bambini, dire 3, io ne dico 3, ci organizziamo, fai pigliare, mi chiami tu, ti chiami, un bacio! Un buongiorno tra due bergamaschi, guarda, un messaggio WhatsApp, guarda, un singhiozzo, non sai pure, ci hanno voluto far credere che la storia d'amore di tutti i tempi, la più bella qual era? Quella di Romeo e Giulietta. Due giovani veronesi innamorati ma ostacolati dalle loro famiglie Montecchi e Capuleti. La storia la conosciamo tutti. Giulietta si finge morta e si prende un sonnifero. Arriva Romeo, giovane veronese. Oh Giulietta! Sei morta! Romeo, scemo! Non è morta, respira ancora, controllo! Ma tu sei morta? Ma quante altre femmine ci stanno a Verona? Vedetene fuori! Dice che no! Si impanica, pugnale, si uccide. Si sveglia Giulietta, chi ne sono? Stai dormendo, Romeo! È combinato, scende Romeo! Sei tu Romeo! Chi lo stronzo sta a Verona e sei tu Romeo! Pure lei si impanica. Anche lei. Uccisa per amore. Una cosa del genere a Napoli non sarebbe mai successa. Perché Giulietta, se era napoletana, era incinta. Romeo avrebbe detto, no, voglio vedere tuo padre che dice, ma come ne fa? E le famiglie si sarebbero messe d'accordo. Perché la mamma di Giulietta, se fosse stata napoletana, avrebbe detto, ci stanno proprio bene. I ragazzi vengono a casa e non ci stanno proprio bene. Mio marito mette lì
detto c'è, ci serve bene. No, spazio c'è, ci serve bene. E il padre di Noè, se fosse stato napoletano, avrebbe detto Allora li faccio un attimo, bumburiere e la ceroz. perché a Verona per la storia d'amore hanno fatto una tragedia. A Napoli, qualsiasi cosa accade, a lui.